Mercoledì 23 aprile, San Giorgio Martire. È il 113° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 252 al termine. Il sole sorge alle 6:11 e tramonta alle 20:09. La luna si leva alle 4:17 e tramonta alle 14:42. L'imperatore Federico II, che si trova a Venezia, va ad Aquileia per evitare di incontrarsi con i due cardinali mandati dal Papa Gregorio IX per trovare un accordo a proposito della crociata da effettuarsi contro gli eretici tedeschi. L'imperatore, giunto a Venezia, aveva solennemente rinnovato i privilegi concessi ai veneziani dal suo predecessore Federico Barbarossa nel 1177, e cioè l'esenzione totale di dazi e gabelle varie per tutte le merci veneziane che entrassero nell'impero. Viceversa, i nostri potevano riscuotere dazi sulle merci imperiali. Le previsioni per domani. Tempo instabile, con vari addensamenti nuvolosi alternati ad alcuni spazi di sereno. Per quanto riguarda le precipitazioni, sono previsti fenomeni per lo più sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie in pianura. Limite delle nevicate su 2200-2500 metri. Temperature, previste e contenute variazioni di carattere locale.